Amici bellini, argomenti sul piatto. Ci svegliamo che insomma con l'infortunio di Lobotka e non c'è dubbio. Voglio fare però un'analisi della partita, come Vergara si è inserito in questa gara, probabilmente Vergara, la sua Vergara, e quindi se può sostituire Lobotka, eccetera eccetera. Ci sono state anche notizie sul bilancio del Napoli, la situazione a gennaio. Lucca, cominciamo. Allora, nel dare il benvenuto a Errante 590 tra tutti i nuovi iscritti pubblici, perché ricordo sempre che se non avete le impostazioni pubbliche su YouTube non comparite, anche se vi iscrivete non vi posso salutare, ma ognuno faccia come gli pare. E vi amo, vi voglio bene, sono costernato, sono dispiaciuto. Il buongiorno, come ha detto Patrick, ascoltiamo un attimo. Famous Italian expression, il buongiorno si vede dalla mattina, o this buongiorno si vede dalla panchina, off the bench. Quindi il buongiorno si vede dalla panchina, perché poi buongiorno che entra dalla panchina segna il rigore finale decisivo, e dalla panchina si vede il buongiorno, nel senso che il Lobo stava in panchina e comunque in pre-gara, a quanto abbiamo letto. È una roba di affaticamento al flessore tibiale, insomma tecnicamente parliamo di probabilmente un altro mese, cioè salta almeno 3 partite e dobbiamo capire come dobbiamo fare, perché Vergara si è comportato molto bene, quindi lasciate un like per Verkvara. E vi spiego perché lo chiamo così. Non amavo quando chiamavano Kvaradona, così non dovremmo chiamare Vergara Verkvara. Però voglio entrare un po' nel profondo del ragazzo, perché ho sentito anche intervista insomma poche immagini ho preso, perché poi alla fine la partita l'abbiamo vista bene, era abbastanza di facile lettura. L'unica cosa sfiziosa che vi volevo far vedere, come pensavo potesse accadere, non è accaduto sempre, però un Politano più largo con un Ambrosino più stretto, il contrario di quello che succede con Lang e con Neres più vicino a Højlund di solito e Lang più sull'esterno. In questo caso dietro di me Spinazzola garantisce l'ampiezza sulla sinistra e in questo caso invece è Mazzocchi che fa le sovrapposizioni interne alla Olivera, quindi tutto logico. Però Politano si muoveva, svariava un po' su tutto il fronte d'attacco, finendo anche a sinistra. E quindi siamo nella logica delle alternanze dei movimenti del 3-4-2-1 che è stato confermato per tutta la partita, e con i cambi che ci sono stati, con la duttilità, perché la parola chiave è duttilità. Per fortuna abbiamo dei giocatori molto duttili, molto disponibili a cambiare posizione nel campo. Non sempre è stato così nella storia, e ognuno poi faccia i collegamenti mnemonici che vuole, ma per fortuna c'è molta disponibilità da parte dei ragazzi ad adattarsi, e quindi si poteva anche finire con un 4-3-3 con i giocatori in campo quando ci sono state le varie sostituzioni, ma siamo rimasti, mi sento di dire, con il 3-4-2-1 che dà delle certezze ai ragazzi, e servono delle certezze, lo ripeto, soprattutto quando ti vengono a mancare delle pedine chiave. Alcune volte sei costretto a cambiare proprio per mancanza di numeri. Se non hai abbastanza centrocampisti a 3 non ti puoi mettere. Adesso ne è rimasto solo uno di quelli là tra virgolette titolari. Kevin non c'è, quell'altro non c'è, è rimasto solamente McTominay, il quale, attenzione, anche là va preservato. Perseverare è diabolico, preservare è umano, nel senso che non mi dimentico il fallaccio di Cristante che gli strappa proprio i calzerotti, ce lo hanno fatto vedere, magari metto una diapositiva se la trovo, e lasciate un like per le diapositive perché l'editing ci mette più tempo del video. Ma io amo i dettagli fanno la differenza. Quindi bisognerà capire, Vergara dentro o Elmas dentro. Quindi Vergara ti garantisce delle cose che non te le dà nemmeno Lobotka, siamo chiari, e adesso le vediamo. Elmas ti garantisce un pochino più di esperienza. Potresti tenerti il Vergara come Jolly, perché Conte sta dicendo io voglio Elmas Jolly, che te lo puoi giocare un po' in attacco, te lo puoi giocare eventualmente a centrocampo. Potrebbe essere Vergara a fare questo. Col ritorno di Spinazzola ci sono altre possibilità, ma andiamo per ordine. Questione Lucca, che o di sua spontanea volontà o perché Mazzocchi si è preso il telefono mi ha dato l'impressione, insomma, Paco, che ha fatto un post su Instagram. Arriva Turati, secondo Legno.
alla Mazzocchi proprio. Napoli te voglio bene, Crirem, Macrire, eccetera eccetera, con canzone annessa, eccetera. Non sono ho perso il contatto con le canzoni napoletane, non lo so se sono melodiche, ma il post di Lucca sembra scritto a quattro mani con Mazzocchi. Il ragazzo sta provando a connettersi, ritrovare una nuova connessione, rinnovare una pace con i tifosi che purtroppo allo stadio non si sono mantenuti, sono partiti dei fischi. Io facevo ieri una riflessione in live con voi, ho cercato di scavare nella mia memoria di quando ero abbonato allo stadio, non ricordo di aver fischiato singoli giocatori, può essere che è anche capitato, però anche il tifoso, come i giocatori, anche il tifoso può crescere e può capire che non è il caso che fai un autogol. Se ne sta parlando molto anche per quanto riguarda la Fiorentina, no? Contestarli adesso non aiuta, perché non possono uscirne da questa situazione, tu li dai anche addosso. È meglio poi dite che io compro sempre cavi. I need to buy more cables. What do you mean not charging? What do you mean? But I don't even know if it's a cable, because the cable works. It's the port. Like while it's working, then it stops working and I can't work. What? Allora, di cosa stavamo parlando 50 minuti fa? Lucca, sì, che cerca insomma di accattivarsi il pubblico, eccetera eccetera. Io che fischiavo, non fischiavo. Vabbè, dobbiamo fare in un altro modo, andiamo così, spostiamo dove vogliamo. Insomma, aveva fatto pure una cosa buona. Questo volevo dire, cioè non è un discorso reazionario, ha fatto anche delle cose buone, no, nel senso che il ragazzo ci prova. Poi è una questione anche di caratteristiche di atteggiamento, di cercare di mettere una pezza quando fai un errore. Secondo me è quello che alla fine il pubblico, io e tutti noi vogliamo vedere, e non sempre lo fa. A volte lo fa nel primo tempo, perde una palla, poi finisce a far fallo su Luvumbo, molto bene. Non sempre lo fa, in questo caso non lo ha fatto qua, perché molti hanno sottolineato il gol del Cagliari viene da un errore di Lucca e ho cercato di ricostruirlo. Qua lui fa una cosa bellissima, Luperto cerca di anticiparlo, non ci riesce, lui stoppa la palla con la coscia, la mette a terra e si gira. Perfetto, proprio quello che deve fare la punta. Però nel momento in cui si è girato, qua Politano aveva fatto il movimento perfetto a tagliare, come vedete, facendo la diagonale, e qua c'era il passaggio per Politano, però Lucca sta a testa bassa. È una questione di esperienza, è una questione di volontà di spaccare il mondo da solo, tutte cose che si possono chiedere a Lucca di migliorare. In questo caso non parte il passaggio e Lucca va in diagonale da solo. Ha seguito anche Elmas, tanto è vero che Politano si spaventa, cioè non solo i tifosi, io voglio spezzare un'arancia anche a favore dei tifosi, non solo i tifosi che hanno perso le staffe, gli stessi compagni in campo, e dici: ma che fai? È un suicidio, devi incoraggiarlo il ragazzo. Ma nel momento non si possono controllare le reazioni. In questo caso Politano si spazientisce tantissimo che Lucca non gliela passa e va da solo. Guardate come allarga le braccia. Nel momento in cui proprio perde la palla anche Elmas si dice quindi capirete che le reazioni sono incontrollabili. Qua però si può mettere la pezza, e parlando di pezze, per esempio anche Vergara ha perso 3-4 palloni importanti, ma per il suo essere frizzante, Vergara a centrocampo perde una palla, continua a rincorrere e a mettere i piedi per non far partire il Cagliari in ripartenza, e là è una questione di mentalità, di freschezza, anche di caratteristiche tecniche, perché Vergara è più scattante, più folletto, sarà 1,82 m, non sembra, anche per il modo in cui si muove. E qua che poi Qua è già Vergara ha provato a fare un contrasto, non ci riesce e riparte il Cagliari. Però vedete, lento pede, qua non vi posso vedere il video, ma vi fidate, lento pede, Lucca a testa bassa, fa la rincorsa, fa un ritorno, ma non è una rincorsa furiosa, dice ho perso la palla, vado a fare un fallo, spendo anche il giallo. Politano si ferma proprio.
Elmas ricomincia a correre un pochino più forte, ma oramai questi tre sono fuori, e anche Vergara che è finito fuori, sono fuori gioco, sono fuori dal recupero. E poi prima della frittata, perché Beukema si trovava da un'altra parte, aveva accorciato, poi recupera per dare una mano a Juan Jesus. In questo momento, prima del rimpallone con McTominay, Beukema dovrebbe guardare, secondo me, l'arrivo di Seba Esposito, che poi anche come accoppiamenti quello dovrebbe essere. Juan Jesus centrale che finisce su Borrelli e continua su Borrelli, invece qua Beukema rimane a metà, vuole dare una mano, non riesce perché poi arriva il rimpallo e Esposito continua la corsa e si trova da solo davanti a Fania, Milinkovic-Kavic. Chiaro. Qualcuno di voi ieri in live mi diceva Vergara come Kvara, e io come caratteristiche, come movenze non l'ho accettato come commento. Sono andato a rivedere il cross che mette Kvara per Lucca e Wayu, il modo in cui muove la testa, il modo in cui curva il corpo e appoggia e lascia andare il sinistro, in questo caso con la testa curvata, signori, lo ricorda tantissimo. Qua parliamo di tecnica pura, di come si calcia il pallone. Questa immagine è perfettamente sovrapponibile a questa qua. Ce ne sono tantissime dove potete trovare Kvara che curva la testa in un certo modo, lascia andare la gamba che calcia quasi in verticale, in modo tale che il pallone viene colpito dalla... insomma, tecnicamente si può intuire senza che ve lo spiego. Proprio molto molto simili. Questo è il cross che poi fa segnare Osimhen contro la Juve, quindi entriamo anche in prepartita. Insomma, Vergara è forte tecnicamente, se riesce a dimostrare che anche fisicamente nei contrasti, perché qua si tratta di fare il mediano, non sta facendo il trequartista, non sta facendo l'esterno, ha la tecnica per fare il trequartista e per fare l'esterno, può fare il mediano, lo abbiamo visto. Se riesce ad avere un impatto fisico, anche perché si troverà contro un Thuram, si troverà contro un Locatelli, si troverà contro gente che insomma fisicamente e anche come esperienza vanno impattati, quindi molto bene. Altrimenti io posso pensare che un Conte si voglia affidare a un Elmas che ha un po' più di esperienza, anche perché ascoltando Vergara io ho trovato uno scugnizzo adorabile, che però, lasciate il like, ma faccio sentire una cosa. Con Maradona titolare non ero mai partito, quindi è la prima volta anche per me. Sono emozionato, ero emozionatissimo al primo minuto in campo. Era una grande emozione anche perché sei di Napoli e giocare con la maglia del Napoli al Maradona è qualcosa di speciale, è un sogno che si avvera. Certo, è un sogno che avevamo tutti i ragazzi di Napoli c'hanno da bambino, quindi per me è un sogno realizzato, quello per giocare la squadra della mia città. Bellino. Senti cosa ti ha detto Conte al momento della sostituzione, perché in campo hai dato tutto. No, mi ha detto bravo, hai dato tutto. Questo. Invece parliamo delle altre emozioni, di questa serie di rigori, come l'hai vissuta? No, ansia, io ho l'ansia su queste cose, ansia a 1000, anche perché 10 rigori penso... poche volte capita di vedere 10 rigori. Ansia, scugnizzo napoletano, la Juventus, eccetera eccetera. Ansia, mo può essere anche una risposta, perché poi lui in campo non ha dimostrato di essere, anzi, nonostante lui ammette sono emozionatissimo, ero emozionatissimo la prima titolare, in campo non l'ha dimostrato. Però se questo è il suo, se lui comunica questo anche involontariamente a Conte, mi spiegherei perché poi magari c'ha meno minutaggio, perché ad oggi è fortissimo, ho capito, ma tu levi a un Lobotka che è sempre perfetto per far giocare Vergara, che è una scommessa che ti può funzionare oppure no, nel momento in cui dici ho percepito un po' di ansietta da parte del ragazzo. Aggiungo, e Conte che consigli dà durante gli allenamenti per crescere? Mi dà di stare sempre attaccato con la testa, perché ogni tanto la stacco. Stai sempre attaccato con la testa perché ogni tanto la stacco. Quindi Wayu, non è mai un caso quando i talenti, perché faccio l'esempio, Ildiz diventa titolare a 19 anni perché evidentemente con la testa dimostra, oltre al talento che si vede tranquillamente, con la testa dimostra di starci ed è meglio di altri, e punto e basta, e gioca. Kvara arriva che ne aveva 21, gioca. Hamsik, giovanissimi, giocano, quelli là che poi sono fortissimi e che lo sono da giovani e dimostrano di avere già la mentalità dell'atleta. Alla fine non sono pazzi gli allenatori che non li mettono, ma in Spagna, e in Spagna evidentemente quelli
quelli là che tenevano questo atteggiamento qua. Secondo me, se Vergara ha qualche altra chance e si abbassa il livello dell'ansia, si abbassa l'emozione e dimostra quello che ha dimostrato con il Cagliari ieri, secondo me abbiamo un mini, non voglio fare grandi proclami, il fuoriclasse, il campione, il campioncino, non è importante, ma abbiamo un ottimo giocatore che ti torna utile e che è un jolly, e io adoro i giocatori che sono duttili. Pensavo anche di amare gli specialisti, però se gli specialisti non sono proprio 100 su 100 su quello che fanno, preferisco quelli duttili, facendo il paragone, no? Lucca specialista del colpo di testa, però gli mancano le altre caratteristiche, a quel punto preferisco quello duttile. Preferisco quello che si adatta e fa un po' di tutto. Poi per quanto riguarda Lucca, anche Conte non prendo altre cose perché sennò è troppo lungo il video e dobbiamo fare le nostre cose. Anche Conte ha segnato, sì, deve continuare a impegnare, cioè insomma non è che se l'è difeso, ha detto ha giocato benissimo. Conte è consapevole anche lui che Lucca deve fare un percorso di crescita, sicuramente è tutta una roba mentale, sbloccarsi mentalmente, si può crescere come ci si può bloccare, con una maglia diversa, quindi dobbiamo stare lì e accettare che non tutti gli acquisti possono essere indovinati. Questo potrebbe anche essere stato sbagliato. Il cartellino è pesante a livello economico e qua ci si ricollega, perché ho letto che insomma Bellinazzo è intervenuto e ha spiegato più o meno questa situazione, insomma potrebbe il Napoli non ritrovarsi con le nuove regole che ti permettono poi di fare mercato a gennaio. Potrebbe il Napoli avere delle difficoltà e sicuramente per fare dei movimenti devi anche cedere qualcuno. Io credo che sia una cosa anche logica, anche per una questione di liste, perché poi non sai come farli rientrare, e allora purtroppo gli indiziati sono sempre quelli, cioè Mazzocchi, perché in teoria ti puoi giocare, ritorna la duttilità, Spinazzola con Di Lorenzo da una parte e Gutierrez con Olivera dall'altra, ma alla fine ti serve comprare dei centrocampisti per forza. Se si può fare di necessità virtù dalla tre quarti in avanti, utilizzando anche Vergara, utilizzando anche Spinazzola all'occorrenza, lo stesso Elmas, tutti questi duttili che si possono dividere i minuti, a centrocampo siamo finiti, non ce n'è più. Quindi McTominay, salvate il soldato McTominay, e basta, perché poi deve tornare Kevin, deve tornare Anghissà, deve tornare Gilmour. Sono finito, non ce ne sono, finiti, basta. Io mo ci provo con l'altro cavetto, quello per il telefono, se funziona vediamo le pagelle. Il telefono va meglio dell'iPad, forse è l'iPad che non ce la fa più. Savic 7, mamma mia che bomba che ha tirato. Non è riuscito a parare molti rigori, che hanno tirato molto bene quelli del Cagliari, però a un certo punto va lì prima dei difensori, quindi nelle gerarchie possiamo tenere presente questa lista dove Politano finisce prima di Højlund, forse anche visto il rigore sbagliato da Højlund recentemente. C'è prima Politano, poi c'è Scott, poi c'è Lang nella lista, poi Højlund, poi Neres che l'ha sbagliato, poi c'è Elmas che tira un rigore bellissimo tra l'altro, poi c'è Savic prima di Spinazzola, prima di JJ, prima di Buongiorno, ed eventualmente se si fosse andati a oltranza ancora più ci sarebbe stato Peuche, ma non ci sono altri, poi si deve tornare dal primo. Olivera 6+, a me è piaciuto parecchio, io credo che tutto sommato come le caratteristiche Braccetto è proprio perfetto. È proprio un'unione, perché non spinge tantissimo quando finisce a fare l'esterno, il terzino, centrale a 2 pure non mi dà tutta quella tranquillità. Secondo me Braccetto è ideale perché dà una mano al centrale, può anche spingere quel minimo, proprio perfetto così. Se è mezzo Juan Jesus, ho finito gli aggettivi, sono anni e anni che dobbiamo difendere Juan Jesus e lui continua a darti prestazioni pulitissime, di grande tranquillità, di grande leadership, si prende anche la responsabilità di un rigore pesante che segna tranquillamente spiazzando il portiere. Poi arriverà la partita in cui farà un'altra pellecchia come qualche anno fa e così, ma ha messo tanto di quel credito che mi sono scocciato onestamente. Benino anche Beuke, ma là avevo individuato quella cosa che poteva far meglio. Spinazzola, che bello riavere Spinazzola e sapere che può andare in tutte le zone del campo, può finire in zona Lang, anche se è uno da binario, non lo metterei già troppo al centro, ci deve arrivare al centro, però se tu vuoi
la simmetria lo puoi utilizzare anche lì, con Neres più vicino a Højlund e Spinazzola che resta più largo, però idealmente è un quarto/quinto a destra e a sinistra senza problemi. Premio Oriali a Vergara, lo Scugnizzo è adorabile non solo perché Scugnizzo gioca proprio bene a pallone, diciamo quello che è, e dimostra grande tecnica, sa toccare il pallone, non tutti Lobotka per esempio, quel passaggio che lui fa, l'assist a Lucca non ce l'ha nelle corde, è inutile, non muove il corpo in quel modo per far arrivare un pallone in quel modo, non l'ha mai fatto, non l'ho mai visto, quindi bene, e vediamo se toccherà ancora a lui. Elmas anche lui in giro per il campo a tappare tutti i buchi possibili e immaginabili. Mazzocchi, partita dignitosissima, senza grandi problemi, forse quel tiro dove prima di tirare la tocca con l'altro piede, là è il famoso ta-ta, però va bene così. Altra partita dignitosissima da parte di Ambrosino, chiamato a dare una mano a Lucca in quella zona. Politano si prende il premio Micio, io pensavo perché il 6 se lo deve prendere Lucca perché ha segnato, ma il premio Micio va a Politano col 5,5. Diamo il merito comunque a Politano di segnare il primo rigore, glielo diamo, al di là di quello che ci piace e non ci piace. 6 a Lucca, 6 McTominay, perché poi entrano i titolari. McTominay, buongiorno, 6,5, arbitro con 5 più, 6,5 a Conte, 6 più a Lang, 6 più a Højlund, 6 meno a Neres che lo sbaglia il suo rigore. E ci troviamo facendo, visto che i video sono lunghissimi, se ve li vedete tutti quanti siete semplicemente i miei eroi, molti di voi mi stanno mandando gli screenshot di quanto siete affezionati, YouTube vi dice quanto guardate il podcast, è veramente bello, grazie. Vedete l'attacco momentum e vedete il momento in cui il Cagliari accelera un pochino e noi diventiamo un po' più morbidi, ed è quello il momento dopo la loro sfuriata che mettono anche qualche titolare in più, dove prendiamo il gol. Poi il Napoli si rimette sotto ad attaccare, abbiamo avuto anche opportunità con McTominay, qualche parata Caprile la fa, però si finisce i rigori, bene così. Juan Jesus risulta il migliore, e oltre alla mappa di calore proprio centrale, mi faceva piacere farvi vedere, abbiamo una nuova cosa da poter vedere, la mappa dei passaggi. Questi verdi sono tutti i passaggi riusciti, quelli che non sono riusciti sono questi pochi. Il rosso sul verde si vede anche poco, ma sono tipo 1, 2, 3, 4, 5. Se poi andate a vedere i numeri, è 99 su 104 riusciti, 95% di precisione passaggi, sono numeri alla Lobotka, che se tu parti da dietro e non lanci il pallone a casaccio è importantissimo. E mi faceva piacere dare uno sguardo anche alle cose di Vergara, vedete, non ha un numero di passaggi così elevato come alla fine finisce a essere Lobotka. Vediamo lui con 31 su 38 e Elmas con 49 su 54, quindi posso immaginare che al posto di Lobotka ci finisce Elmas e ti tieni Vergara come jolly. La Juve è un brutto osso che va affrontato in un certo modo. Non li hanno calcolati gli XG, la Coppa Italia non vi interessa manco a voi, vabbè, non fa niente. Vi chiedo like finali perché dobbiamo approfondire il discorso, ma voglio studiarmelo bene, il discorso del mercato, dei soldi, dei sigari che noi ci siamo atteggiati per tutta l'estate. Prendiamo soldi a palate, forse no. Certe cose leggevo Guido che ne parlava e aveva introdotto questo argomento parecchio tempo fa. Stare poi al top e mantenersi in un certo livello costa. Se tu hai casse infinite dove puoi fare delle ricapitalizzazioni, puoi metterci i famosi soldi tuoi, e quello è un conto. Allora un Como, se vuole alzare le cose, poi può ricapitalizzare, ma devi sempre mantenere un equilibrio sicuramente. Nel momento in cui ti manca una partecipazione alla Champions, come è successo un paio di anni fa, è chiaro che devi rimpinguare con delle cessioni dolorose. Leggasi quella di Kvara, che piaccia o non piaccia, alla fine era necessaria, perché se adesso mi pare che stiamo sotto di 15 milioni più o meno, senza quella settantina sarebbero stati 85, e altro che incassare i soldi di Osimhen non ti basta, devi toglierti un McTominay a quel punto se vuoi rientrare. Quindi io spero che il Napoli non arrivi mai a questo, però stare lì, lottare ai vertici contro i grandi fondi o contro le grandi famiglie che possono permettersi è difficile. È difficilissimo. Io spero che il Napoli abbia sempre la testa sulle spalle nel non
fare il passo più lungo della gamba, così è stato storicamente, quindi a gennaio qualcosa si deve fare, ma non aspettiamoci cose fantasmagoriche per tutte e due le questioni, ma approfondiremo in questi giorni, poi ci sarà la partita da New York. Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio, grazie dei like, del vostro supporto, grazie al Napoli, grazie Kvara, dai ragazzi, questo è il godersi il percorso, è tosta perché si fanno male tutti, anche le altre squadre, però mamma mia, mi sembra veramente stiamo esagerando.